oggi l'inaugurazione di una mostra sull'arte del riciclo e non solo, che racchiude un po' anche la sintesi di tanti anni di suo lavoro, maestro. Esatto. Oltre naturalmente al riciclo, che in me naturalmente vado alla ricerca di alcuni oggetti per poi diciamo impaginarli, posizionarli in una superficie prettamente pittorica. Ma al di là del riciclo, che prima in me c'era una ricerca dei pezzi buttati in un angolo oppure per strada, ormai sono loro, questi oggetti, alla ricerca di me, e quindi cerco di collocarli e dare un senso strettamente pittorico. Oltre al riciclo, naturalmente porto avanti la problematica della guerra, che purtroppo oggigiorno è attuale, ma al di là della guerra in sé per sé, oggi io sono stato sempre attento. Mi ricordo che negli anni precedenti ho portato le tematiche sulla guerra sull'Iraq, il massacro Wassador, naturalmente e l'USA, America, è sempre presente. Oltre a queste tematiche porto avanti le problematiche del femminicidio, che è molto molto importante, che tutt'oggi avvengono. Queste sono le tematiche in questa precisa mostra presso il Museo Archeologico di Agrigento. Che si potrà visitare fino a Che si può visitare benissimo. Oggi c'è l'inaugurazione, poi naturalmente resta aperta fino al 30 di novembre, quindi dura un mese. Quindi invito tutti a venirla a visitare, perché non è una mostra soltanto da vedere, ma meditare.